un'altra pagina invece ora, torniamo in qualche modo a parlare di Covid e ci colleghiamo con il direttore generale dell'Istituto Oncologico Veneto, Patrizia Benini. Dottoressa, buongiorno. Buongiorno a lei e ai telespettatori. Allora, grazie intanto per essersi collegata con noi, ci tenevamo molto. So che avete numeri da record, avete somministrato 3.500 terze dosi in quest'ultimo periodo e appunto per questo le chiedo com'è cambiata il vostro lavoro, anche la vostra programmazione sanitaria di fronte a pazienti così delicati, pazienti oncologici. Ma certamente l'avvento della pandemia ha modificato, come in tutte le strutture, l'organizzazione, l'accessibilità alle strutture, l'attenzione alla sicurezza sia dei dipendenti sia dei pazienti. Ovviamente abbiamo introdotto, come tutti, le due grandi metodologie che in questo momento ci impegnano sulla ricerca di bloccare questa evoluzione della pandemia, da una parte i tamponi e dall'altra parte i vaccini, oltre alle misure di sicurezza come i distanziamenti, i dispositivi di protezione. Abbiamo effettivamente fatto 3.500 terze dosi che si riferiscono esclusivamente ai pazienti che noi seguiamo. In totale abbiamo erogato quasi 20.000 vaccini tra dipendenti e pazienti. Va ricordato che i pazienti oncologici accedono per fare il vaccino nelle strutture dove sono seguiti e per poterli fare devono essere attentamente vagliati uno per uno dal clinico, perché il momento in cui si può fare il vaccino deve essere valutato rispetto al momento e alla tipologia di terapia che il paziente sta facendo, quindi non è un accesso sicuramente diretto né a prenotazione casuale. Senta, com'è cambiato il vostro lavoro in questo periodo, proprio perché appunto voi continuate ad erogare delle cure, a fare comunque ricerca, no? Perché l'Istituto Oncologico Veneto è anche leader nella ricerca. Il Covid in qualche modo secondo lei ha rallentato anche la prevenzione per quanto riguarda le malattie oncologiche? Ma i dati che abbiamo potuto verificare noi proprio in questi giorni, che riguardano a confronto i 3 anni 2019, 20, 21, dimostrano che presso lo IOV, che è una struttura particolare ovviamente rispetto a tutto il resto del panorama, in quanto è dedicata solo a pazienti oncologici, non ha un pronto soccorso, quindi ricovera in urgenza ma provenendo da altre strutture, e non ha reparti Covid precostituiti, quindi è una struttura, diciamo, che lavora sulla programmazione, non ha inciso di fatto, perché tutti i parametri che riguardano le prestazioni, quindi il numero di pazienti che noi trattiamo, il numero di ricoveri, i numeri degli interventi chirurgici, delle chemioterapie, sono in aumento molto significativo, parliamo del 10, 15, in alcuni casi 20% in più rispetto al 2019, e comunque in aumento del 10-15% anche rispetto al 2021. Questo significa che tutto il sistema comunque ha potuto tenere, anche grazie all'organizzazione delle altre strutture, ma sicuramente anche grazie a una tenuta organizzativa che ha garantito dei percorsi in sicurezza. Certo. Senta, quanto avete pagato ad esempio l'attacco hacker che ha subito l'ULSS 6, visto che in qualche modo anche i sistemi di comunicazione, anche solo tutta la questione legata alle ricette, ha mandato in tilt per alcune settimane appunto il sistema. Voi avete pagato questo attacco? Noi lo diciamo sottovoce, non abbiamo avuto ricadute di nessun tipo, né abbiamo avuto attacchi diretti. È ovvio che tutti noi stiamo cercando di ulteriormente aumentare i livelli di sicurezza, ma questo è un atto che è in corso già da un anno, stiamo riverificando tutte le nostre procedure e stiamo vedendo cosa fare per migliorare ulteriormente la sicurezza dell'accessibilità dei dati, però l'attacco hacker all'ULSS non ha portato disagi per noi all'interno dello IOV. Senta, lei parlava di percentuali considerevoli appunto di aumento del lavoro, quindi anche di presa in carico dei pazienti. Possiamo fare una fotografia di quali siano le patologie oncologiche che possono essere in aumento nella nostra regione, a parte che voi curate insomma gente che arriva non solo dal Veneto? Sì, noi abbiamo pazienti ovviamente diciamo di 3 livelli, perché per Padova siamo l'unica riferimento
provincia di Padova siamo il centro specializzato, quindi siamo l'hub, e abbiamo anche per alcune patologie il centro regionale, quindi arrivano anche da altri, più un 5% circa che arriva da fuori regione. Le patologie più, diciamo così, frequenti sono ovviamente la senologia, le patologie addominali, il polmone, tutta la parte della neuro-oncologia, quelle per cui la struttura è anche riconosciuta, è anche ormai nelle reti nazionali e internazionali con professionisti di alto livello, anche non solo per la professionalità ma anche proprio per la ricerca che stanno facendo. Poi abbiamo e stiamo sviluppando e sta aumentando molto l'oncoematologia e tutti i tumori endocrinologici, non ultima l'urologia che a Castelfranco ha preso adesso a essere a regime anche col nuovo primario, così come la chirurgia oncologica sempre a Castelfranco, melanoma e comunque sarcomi a Padova. Quindi diciamo che l'ambito è ampio e cerchiamo comunque di dare risposte nei tempi, e questo stiamo riuscendo a mantenere anche i tempi d'attesa, perché l'altro punto importante non è solo aumentare la produzione, ma è farla nei tempi che sono previsti, e fino adesso ci stiamo riuscendo, con qualche difficoltà per le visite dermatologiche di controllo, perché lì mancano gli specialisti, è un ambito specialistico molto difficile da trovare professionisti che siano particolarmente vocati come necessita un IRCS, e quindi lì insomma stiamo recuperando anche grazie all'azienda ospedaliera che ci sta dando il supporto con la sua clinica dermatologica. Ecco, vede, questo è quello che vuol dire un po', no? Quello che lei ha detto all'inizio, no? Stiamo gestendo attraverso la nostra organizzazione l'emergenza Covid e cercare di continuare a dare risposte al territorio e ai pazienti, perché ovviamente voi erogate anche prestazioni specialistiche molto importanti e avete in cura anche persone che sono state malate oncologiche e per le quali fate i controlli annuali. Anche qui si riesce insomma a gestire i controlli di persone che avete curato? Sì, i tempi d'attesa, come dicevo prima, noi li stiamo monitorando, abbiamo i dati ufficiali aggiornati ad ottobre e praticamente riusciamo sempre a stare sopra il 95% del rispetto tempi, che è quello che è lo standard previsto, ma nella stragrande maggioranza dei casi diamo la risposta al 100% delle necessità nei vari mesi. Abbiamo avuto, come un po' tutti credo, qualche difficoltà, quindi arrivando al 97-98% nei mesi dei picchi del 2021, quindi marzo, aprile, in piena estate, il mese di luglio, però di fatto noi riusciamo a rispondere dentro i tempi. Ripeto, il punto più critico è sempre quello della dermatologia, perché è un problema di specialisti ed è un problema che dobbiamo e stiamo vedendo con le reti territoriali, perché ovviamente il follow-up all'interno di una struttura che è dedicata fondamentalmente alla diagnosi e alla terapia deve essere nei tempi previsti per il follow-up, non all'infinito, certo, perché altrimenti questo non permette di prendere in carico pazienti che invece hanno necessità di essere diagnosticati, stadiati e trattati. Però fino ad oggi, grazie proprio alla collaborazione, riusciamo. Senta, direttrice, lei era presente quando fu presa quella decisione importante di trasformare l'ospedale di Schiavonia in un ospedale Covid, no? Che fu in qualche modo l'inizio, se lo ricorda quel periodo lì, che fu proprio l'inizio, quando ancora forse non si sapeva che cosa sarebbe accaduto e forse non ci si aspettava che ci saremmo ritrovati in questa quarta ondata, perché ora siamo nel pieno di questa quarta ondata. Qual è il sentimento che lei percepisce anche insomma, nei suoi sanitari, nelle persone che vivono e lavorano in trincea da anni, proprio perché i pazienti oncologici sono i più fragili, i più delicati, e il Covid ovviamente non deve e non può entrare in un istituto come quello che lei dirige? Ma guardi, il 21 febbraio del 2020 credo che nella mente di noi che eravamo proprio lì, ma di tutti, sia una data che non si potrà dimenticare, anche perché da lì sono proseguiti 2 anni di intenso lavoro, di modifiche continue e credo anche di modifiche proprio organizzative nelle strutture ospedaliere che rimarranno a prescindere da queste ondate, cioè l'ospedale credo che non potrà più essere considerato una street dentro l'ospedale dove uno arriva ai negozi. Credo che proprio il concetto di ospedale torni un po' a quello che era
precedentemente agli ultimi anni. E che cosa dire? Beh, in quel momento sicuramente fu una grande necessità. Ecco, forse la cosa più importante è di avere squadre che decidono velocemente, si prendono le responsabilità delle decisioni, a volte anche molto forti, a volte anche impopolari, e a volte anche interpretando le normative in modo da non creare disservizi importanti, ma di garantire comunque la sicurezza, cosa che fu fatta con la chiusura di Schiavonia, mantenendo però attiva l'attività. E da lì poi sono state proseguite tutta una serie di iniziative, di interventi. Il personale ovviamente allora aveva un grande supporto da parte della popolazione, da parte dei mass media, c'era veramente una vicinanza, e ricordiamoci che quel primo periodo rispetto alle ondate successive di Natale del 2020, di Pasqua, ma anche di questa, non era niente in termini di numeri, di volumi di pazienti ricoverati, eppure c'era un sentimento di grande supporto. Poi questo è andato via via scemando, anzi forse anche visto l'ambiente sanitario con qualche anche acredine, però il lavoro non è mai cessato, e anzi le ondate sono andate via via susseguendosi. Quindi Natale, Pasqua, poi adesso tutto il periodo invernale. Il personale ovviamente adesso che cosa può dire rispetto anche alla prima ondata? Allora non c'erano i vaccini e quindi l'impatto era tutto sugli ospedali. Oggi ci sono i vaccini, però c'è anche personale impegnato a fare i vaccini, che allora non era. Oggi c'è tanta richiesta di tamponi, allora i tamponi erano all'inizio e comunque non era così impegnato. E poi c'è tutto anche il tema delle persone che sono sospese, questo in termini ampi, che allora non c'erano le sospensioni perché gli operatori non si vaccinavano. Quindi il personale oggi sta lavorando sotto stress dovuto alle grandi attività variegate che allora non c'erano, con personale sospeso, personale che si sta ammalando, anche perché ovviamente ormai è endemico la Omicron, e quindi credo che oggi lo sforzo che tutti stiamo facendo sia veramente rilevante. Tra l'altro lo diciamo proprio nel giorno, oggi c'è lo sciopero degli infermieri, c'è una manifestazione proprio davanti a Schiavonia, dopo vi facciamo vedere alcune immagini, e poi insomma la grande manifestazione è partita da Roma. Vorrei chiudere con qualcosa di bello, dottoressa, perché voi che fate un grande lavoro utilizzate anche la camioterapia sperimentale, quindi fate anche dei passi in avanti molto importanti nelle cure, proprio perché appunto siete istituto di cura ma anche di ricerca. Ci può raccontare brevemente di che cosa si tratta? Cioè, qual è il futuro che possiamo raccontare per fare in modo anche di far capire che la malattia non deve spaventare, ma perché ci sono delle novità? Ma allora sicuramente la terapia oncologica ormai sta facendo passi da gigante, abbiamo visto anche oggi ulteriori ricerche che sono prodotte sia dal nostro istituto ma ovviamente anche da altre istituzioni. E la genomica è uno dei punti, ovviamente poter vedere se uno è predisposto, vedere la biopsia liquida è un altro tipo di attività, cioè vedere come la terapia può all'interno dell'organismo dare a quello specifico paziente una risposta migliore rispetto ad un'altra. Quindi il nostro compito è quello di fare ricerca e traslarla il più velocemente possibile sui pazienti per rendere efficace la ricerca, perché è vero che c'è la ricerca di base chiusa nel laboratorio, però il vero salto si fa quando questi risultati si possono portare sui pazienti. Noi abbiamo tanti gruppi di ricerca che sono attivi, siamo conosciuti per molti di queste attività anche a livello internazionale, e questa è la strada. Adesso arriverà anche il nuovo direttore scientifico e con lui credo che verrà tracciata, sempre nel segno della continuità ma con impulsi sempre nuovi, l'attività di ricerca di NUIOV, di un istituto che deve mantenersi sempre all'avanguardia, perché il nostro compito è quello di guardare al domani e dicendo ai pazienti: guardate che di tumore purtroppo ancora si muore, ma non è come una volta dove l'etichetta a un tumore è uguale è morto. Oggi è una patologia che molte volte può essere totalmente curata e riportarti alla vita normale, in altri casi magari non totalmente curata ma sicuramente ben gestita.
Grazie Patrizia. Patrizia Benini, direttore generale dell'Istituto Oncologico Veneto, grazie a lei e ovviamente il nostro grazie anche a tutto il suo staff che sta seguendo i pazienti più fragili della nostra regione e non solo. Arrivederci. Grazie a lei e un saluto ai telespettatori.